Mi chiamo Daniela De Muru, sono di Meana Sardo, mi occupo di assicurazioni. Il mio sogno è quello di realizzare un'affittacamere nel mio paese, Meana Sardo. Il desiderio, diciamo, che è quello di poter creare nel mio piccolo qualcosa di autentico che valorizzi il territorio e che faccia conoscere il mio paese anche a chi non c'è mai stato o comunque a tutte quelle persone che hanno il desiderio, la voglia, la curiosità di conoscere, di scoprire le tradizioni dei piccoli paesi. Poi ho sentito appunto parlare di un contributo del GAL che era attinente a questo che volevo fare, quindi ho detto magari mi dà una mano in più per cercare di farlo anche più bello, più carino. L'affittacamere prenderà il nome di Casa Zaccheddu, non è casuale, ma la casa era proprio della famiglia Zaccheddu, che è l'unico cognome qui in paese, erano una famiglia di forestieri, arrivavano dai paesi vicini. E il capofamiglia, il signor Giuseppe Zaccheddu, aveva scelto Meana proprio per creare qui la sua famiglia e la sua attività. La sua attività era quella di calzolaio e la moglie era una donna, una piccola grande donna, cioè era minuta di corporatura però forte, ha cresciuto 4 figli, tutti maschi, 3 dei quali hanno seguito la professione del padre, calzolai, in questa casa. L'altro era un frate cappuccino, padre Angelo Zaccheddu, che aveva la sua celletta sempre lì nella casetta ed era una persona molto ben vista in paese, amata, tant'è infatti che il paese gli ha dedicato anche una via. Quindi diciamo che voglio tenere questo nome, Casa Zaccheddu, proprio per rispetto verso questa famiglia, perché comunque con dignità e amore ha lasciato un'impronta a Meana. Saranno 4 camere, ognuna con il proprio bagno, e poi c'è la sala colazioni e la reception. Niente, l'idea è quella di aprire una casa, un affittacamere accogliente, però allo stesso tempo curato, con cose autentiche. Infatti ho cercato di rimettere tutte le cose originali che comunque c'erano nella casa. Non è proprio creare l'attività, no? Non è tanto quello, ma è far rivivere questa casa, far parlare ancora di questa casa e della famiglia. Quindi le persone che ci entrano vorrei che entrassero come stessero entrando dentro la casa di un'amica, con semplicità, con calore, che abbiano magari voglia, desiderio anche di ritornarci. E spero che questo sogno possa essere da ispirazione anche ad altre persone che vogliono creare un qualcosa a qualsiasi età e che possano sapere che si può partire anche da qui, quindi da un piccolo paese.